Come mai hai deciso di installare un impianto fotovoltaico? La voglia di avere uno stile di vita più sostenibile e una casa più efficiente. Quanti kilowatt hai installato? Allora, 7,2 l'impianto, sono 19 pannelli, e il bello è anche che è un po' il punto di forza dell'impianto, le batterie che mi garantiscono una notevole autonomia. Quindi di fatto qui da fine marzo fino a ottobre la casa è a efficienza, è consumo zero. È soddisfatto del lavoro che è stato fatto da Valore Solare? Ma io direi di sì. E per quanto riguarda le bollette, ha visto una differenza da quando è stato installato l'impianto? Sì. Beh, siccome è passato giusto un anno e 2 giorni da quando è entrato in funzione l'impianto fotovoltaico, proprio ieri mi sono divertito a fare il bilancio. Insomma, il risparmio è significativo. Da un consumo di 1700 metri cubi di gas siamo passati a un consumo di 500. Per quanto riguarda l'energia elettrica, prima consumavo 4.000, adesso consumo 3.700, ma c'è anche la variabile che ho un po' di ricarica per le auto elettriche e un po' il riscaldamento che, avendo la caldaia ibrida, non va più soprattutto con il gas, ma va soprattutto con l'energia elettrica, quindi significativo risparmio. Consiglierebbe a qualcuno di fare la sua stessa scelta? Direi proprio di sì, anche se adesso è meno conveniente, come tutti sanno, ma anche se è meno conveniente io un pensierino ce lo farei, perché è una bella soddisfazione fare dei passi verso la sostenibilità ambientale.